Un boato, poi il silenzio, a terra i segni di una tragedia, un'autocisterna ribaltata, poco distante un furgoncino devastato, accanto ai mezzi i corpi senza vita dei conducenti. Il drammatico incidente stradale è avvenuto lungo la strada mediana a Campiglia dei Berici, nei pressi di un incrocio. Secondo una prima ricostruzione della polizia municipale, il furgoncino adibito al trasporto dei rifiuti si sarebbe immesso da via Brandizze sulla provinciale, andando a schiantarsi contro l'autobotte agricola che trasportava prodotti fertilizzanti e che viaggiava verso Lonigo. Uno scontro violentissimo, alcuni pezzi dei due mezzi sono finiti all'interno del giardino di un'abitazione. Immediatamente è stato lanciato dai residenti l'allarme. Sul posto l'ambulanza e la di soccorso, ma per i due conducenti non c'era più nulla da fare. A perdere la vita Daniele Mestriner, 56 anni, nato a Quarto d'Altino e residente a Pianiga, che si trovava alla guida della cisterna. L'altra vittima è Carlo Albanese, 60 anni, di Cologna Veneta, l'autista del furgoncino, che stava effettuando la raccolta rifiuti porta a porta. Drammatica la scena che si sono trovati di fronte i primi soccorritori, le lamiere contorte dei mezzi, i segni sull'asfalto, i corpi a pochi passi.